Gli alberi piantati davanti al muraglione di contenimento della discarica rappresentano il primo passo per cercare di sanare una ferita che sul territorio è ancora aperta. La discarica ex Simec di Cerro Maggiore è stata voluta da Regione Lombardia nel 1991, quando Milano scoppiava di rifiuti e non si sapeva più dove metterli. In base agli accordi stipulati con la Regione per 3 anni nella cava Baraggia arrivarono tra le 1600 e le 2000 tonnellate di rifiuti ogni giorno. Una marea di rifiuti che fu interrotta soltanto grazie alla mobilitazione popolare, al sindaco Marina Lazzati che si mise addirittura a fare lo sciopero della fame. Nel 1994, grazie a queste mobilitazioni, l'afflusso di rifiuti fu ridotto a 900 tonnellate al giorno. Il 31 marzo 1996 il conferimento dell'ultimo sacco. Sotto la baraggia sono sepolti oltre 2.250.000 tonnellate di rifiuti per un totale di 3 milioni di metri cubi. Come recuperare questo lotto è ancora un problema. Per il momento però gli alberi piantati davanti al muraglione rappresentano il primo tentativo di riportare la normalità in un territorio tormentato.